radio1.com. Tragico incidente a Mira nel tardo pomeriggio. Una donna alla guida di un SUV ha travolto e ucciso un ciclista di 45 anni che in sella alla bici da corsa percorreva la Riviera. Saranno settimane decisive per il futuro del comune di Eraclea dopo l'indagine per infiltrazioni della criminalità organizzata. Ora la prefettura dovrà decidere l'eventuale scioglimento del comune. Chi inquina di più l'aria a Venezia? I risultati del monitoraggio effettuato in Rio Novo, che hanno diviso il traffico tra le imbarcazioni per il trasporto merci e quelle per il trasporto persone. Gli esami tossicologici su Alberto Antonello hanno dato esito positivo, ma non dimostrano che il ragazzo fosse sotto l'uso di sostanze mentre guidava. Prevista acqua alta nei prossimi giorni a partire da domani, lo comunica il centro maree del comune di Venezia. Le previsioni presentano una configurazione favorevole al fenomeno. Al via il tour della prevenzione con 6 incontri in terraferma e centro storico. Il pubblico potrà relazionarsi con personale medico specializzato. Ecco la cameriera robot in un ristorante giapponese di Mestre. Serve ai tavoli, canta tanti auguri e chiede anche di non essere d'intralcio a chi le passa davanti. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano con una tragica notizia di un incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio a Mira, lungo via Nazionale, all'altezza di Villa Margherita, l'incrocio con via Don Minzoni. Una donna alla guida di un SUV ha travolto un ciclista 45enne che ha sfondato il parabrezza e, nonostante avesse il caschetto, è morto sul colpo. Secondo i primi accertamenti svolti dalla polizia locale di Mira si sarebbe trattato di una mancata precedenza da parte dell'automobilista. Entrambi i veicoli procedevano lungo via Nazionale in direzione opposta, la bici in direzione Oriago e l'auto verso Mira. L'impatto è stato violentissimo e purtroppo non ha lasciato scampo al ciclista. Saranno settimane decisive le prossime per il futuro del comune di Eraclea dopo l'indagine per infiltrazioni della criminalità organizzata. La palla ora passa alla prefettura, che dovrà decidere l'eventuale scioglimento del comune. Il percorso che potrebbe rendere Eraclea il primo comune veneto sciolto per mafia è iniziato. Dopo il terremoto di 50 arresti e 82 provvedimenti che mesi fa avevano portato la cittadina alla ribalta della cronaca nazionale e, parallelamente al processo, la relazione della commissione di accesso in comune è arrivata in queste ore sul tavolo del prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto. Questi avrà 45 giorni di tempo per trasmettere a Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno la decisione finale, attesa quindi a ridosso di Natale. In questi mesi il dibattito sulla presenza di associazioni criminali attive nell'area e più in generale in Veneto è entrata anche nell'agenda della Commissione parlamentare antimafia. Inizia ad essere opinione diffusa che l'esistenza di questi fenomeni malavitosi sia tale da non poter essere più definita semplicemente infiltrazione ma radicamento. A stretto ridosso dall'operazione delle forze dell'ordine che aveva portato all'arresto tra gli altri del sindaco Mirko Mestre, era stata promossa in paese una manifestazione per la legalità organizzata dai sindacati che ora, come tutti da Eraclea a Venezia, attendono con ansia di conoscere l'esito della relazione. Non è un problema nei confronti di Eraclea, è un problema di legalità che deve essere garantito in tutto il nostro territorio. Quello che naturalmente noi ci aspettiamo è di avere un quadro chiaro di quello che è successo, di quella che è stata l'attività di questi anni e capire poi evidentemente cosa succederà. Ripeto, però il problema è che dobbiamo affrontarlo non solo per Eraclea ma per tutto il territorio della nostra provincia, laddove eventualmente ci sia. Chi inquina di più l'aria a Venezia? Ecco nel prossimo servizio i risultati del monitoraggio effettuato a Rio Novo lo scorso settembre. Monitoraggio che ha diviso il traffico tra imbarcazioni per il trasporto merci e quello per il trasporto delle persone. Vediamo.
Queste suggestive vedute veneziane non devono trarre in inganno. I livelli di inquinamento dell'aria che si registrano a Rio Novo si sono rivelati superiori a quelli della tangenziale di Mestre. Per capire meglio cosa stia succedendo in questo canale, un'ordinanza comunale aveva stabilito il 23 settembre il blocco della circolazione delle cosiddette unità trasporto cose, provvedimento ripetuto il giorno seguente per i taxi. Fabio Mozzato, professore di musica veneziano, che da residente si è battuto per la centralina di rilevamento ARPAV che ha raccolto i dati, è andato a chiedere i risultati del monitoraggio. I taxi, essendo sempre più presenti durante la giornata, hanno inquinato per 16 ore consecutive, superando per il biossido di azoto i 40 microgrammi di media, portando la media giornaliera praticamente a 54 microgrammi, mentre il giorno successivo che hanno transitato i trasportatori ci sono stati superamenti della media annua per 5 ore, però hanno prodotto molto di più di quanto riguarda l'NOx, cioè altri ossidi di azoto. La domanda a questo punto sorge spontanea: se questi sono i dati di Rio Novo, che cosa accade in altre zone della città? Mozzato, ad esempio, vedrebbe bene una centralina per il rilevamento della qualità dell'aria anche a Rialto. Cosa rileverebbe? Oltre a questo traffico che vediamo qua, stimato in circa 3.000 natanti al giorno, si vanno ad aggiungere anche i natanti di ACTV e di Ali Laguna e il ponte di Rialto, che sembra fare un po' da coperchio questa cosa. Quindi speriamo di no, ma temiamo che la situazione a Rialto sia analoga, se non peggiore, a quella di Rio Nuovo. E continuiamo a parlare di inquinamento con l'ennesimo blitz della Guardia di Finanza in Laguna. È stata scoperta una discarica abusiva nella zona di Cabianca. A Chioggia, a Pellestrina, invece, è stata trovata una barca abbandonata che sversava carburante. Gli uomini del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza nei giorni scorsi hanno scoperto 6 fusti da circa 200 kg contenenti olio esausto e idrocarburi lungo l'argine destro del fiume Brenta, in prossimità della confluenza col fiume Bacchiglione nella frazione di Cabianca, Chioggia. A quel punto i militari hanno delimitato l'area interessata, procedendo poi per il reato di abbandono incontrollato di rifiuti e distruzione e deturpamento di bellezze naturali a carico di ignoti. La zona sequestrata, di circa 50 metri quadri, risulta di proprietà del demanio pubblico dello Stato, ma sono in corso ulteriori approfondimenti per l'accertamento delle responsabilità. Negli stessi giorni l'elicottero della sezione aerea di Venezia ha individuato un motopeschereccio ormeggiato nel canale di Pellestrina che disperdeva liquido, presumibilmente idrocarburo. I finanzieri sono intervenuti per procedere all'identificazione dei responsabili e contestare al momento l'abbandono di rifiuti. Torniamo ora a parlare del terribile schianto a Musile di Piave, costato la vita ad una 18enne di Castelfranco. Gli esami tossicologici sul fidanzato Alberto Antonello hanno dato esito positivo, ma non dimostrano che il ragazzo fosse sotto l'uso di sostanze mentre guidava. Intanto le ceneri della fidanzata sono state portate questa mattina al cimitero di Salvarosa di Castelfranco. Un cesto di rose rosse e 2 parole: tuo Alberto, quasi a sigillare un amore finito troppo presto e nel peggiore dei modi. Ora Giulia Zandarina riposa qui nel cimitero di Salvarosa, a 2 passi dall'ospedale San Giacomo, dove Alberto si trova ricoverato in chirurgia fuori pericolo di vita. Gli esami tossicologici hanno dato esito positivo, rilevando, seppure con valori contenuti, la presenza di cannabinoidi. Questo però non significa che il ragazzo fosse sotto effetto di stupefacente al momento dell'incidente, quella tragica notte di Halloween. Tracce possono restare nell'organismo per settimane, anche più di un mese. Intanto le ceneri della ragazza sono state salutate con un'ultima straziante cerimonia con familiari e pochi intimi. È stato un momento di grande intimità, un momento di grande dolcezza anche, pur nella tragedia, ma è sempre in questo tentativo di guardare oltre e di dare sempre questo abbraccio che è importante. E l'abbraccio di Castelfranco è stato corale e continuerà a esserlo. Sabato prossimo, il 16, si terrà la tradizionale fiaccolata per le vittime della strada, ma quest'anno ci sarà un ricordo per Giulia, una lettera delle amiche. E anche lì cercheremo di dare speranza ai genitori che hanno perso i figli, ma anche di dire con forza che non si scherza con la vita, è il dono più grande che uno ha e la vita deve rimanere un dono per essere donato agli altri.
Restano trincerati dietro il loro dolore i familiari, chiusi a San Floriano i balconi blu della casa della mamma di Giulia, Renata, mentre il papà di Alberto, Franco Antonello, preferisce non rilasciare dichiarazioni. E parliamo ora del tempo, perché mentre per tutta la giornata di domani sono previste piogge battenti con il rischio di frane e valanghe nella zona pedemontana e nella montagna veneta, a Venezia il centro previsioni maree del comune segnala che a partire da domani per alcuni giorni si presenta una configurazione favorevole al fenomeno dell'acqua alta. I cittadini sono quindi invitati a rimanere aggiornati consultando i profili istituzionali del centro maree. Si preannuncia un fine settimana con il rischio acqua alta a Venezia. Il centro previsioni e segnalazioni maree della protezione civile con la polizia locale ha diramato un bollettino segnalando che a partire da domani, venerdì e per i prossimi giorni, le previsioni meteorologiche propongono una configurazione favorevole al fenomeno dell'acqua alta. Per domani mattina, venerdì 8 novembre, abbiamo emesso una previsione di 105-110 cm. Questa è legata al passaggio di un fronte perturbativo che proprio nella mattinata di domani potrebbe portare venti di scirocco sul medio-alto Adriatico. Anche il centro meteo dell'Arpa Veneto ha rilevato che questa settimana sarà caratterizzata dall'ingresso a più riprese di masse d'aria da nord-ovest di origine polare che coinvolgeranno nel Veneto correnti umide dai quadranti meridionali. Il tempo sarà perciò instabile con nuvolosità e precipitazioni in varie fasi e con una situazione particolarmente perturbata nella giornata di domani. Attenzione anche per la prossima settimana. Stiamo monitorando anche le previsioni per la prossima settimana. Infatti sono previsti il passaggio di alcuni impulsi perturbativi molto profondi che potrebbero essere associati a venti di scirocco di una certa intensità. Per questi eventi però è meglio seguire gli aggiornamenti della previsione che saranno sempre più frequenti nei prossimi giorni. Da domenica infatti l'arrivo di un profondo fronte atlantico potrebbe causare un ulteriore aumento del livello marino in corrispondenza con i massimi astronomici. L'invito ai cittadini è perciò quello di rimanere costantemente aggiornati seguendo l'andamento delle previsioni. E torniamo ora a parlare del referendum per la separazione di Venezia e Mestre. Un sì convinto alla creazione di due comuni distinti arriva dall'ex sindaco di Venezia Mario Rigo, che spiega le opportunità di sviluppo che si produrrebbero se le due città potessero amministrarsi da sole. Oggi è offensivo vedere questa Venezia così denigrata. Io credo che i veneziani, indipendentemente dalla loro cultura, dalla loro valutazione politica, eccetera, sono tutti per cambiare questo stato nel quale Venezia si trova. È un sì convinto al referendum per la creazione dei comuni di Venezia e Mestre, quello che arriva da Mario Rigo. Una convinzione già iniziata a maturare da sindaco alla metà degli anni 70. L'abbraccio amministrativo tra Laguna ed entroterra, imposto col regio decreto del 1926, si è rivelato per l'ex primo cittadino deleterio per entrambe le realtà. Venezia oggi non è considerata un bene culturale da tutelare, è considerata un bene culturale da sfruttare come un giacimento di petrolio, viene spremuta come un limone. Se lei riacquista la sua autonomia, diventa una città, non capoluogo di provincia o di città metropolitana, che vuol dire metà provincia e fa ridere. Venezia è una capitale mondiale, ha bisogno di uno status come quello delle città-stato tedesche che le dia ampia autonomia. Relegata a periferia di Venezia, anche Mestre non ha mai potuto sviluppare le sue enormi potenzialità. Oggi Mestre si sta riempiendo di alberghi, ma il suo sviluppo economico, fosse indipendente, secondo Mario Rigo potrebbe essere un altro. Mestre è l'erede di Venezia. In che senso? In senso economico. C'è una potenzialità che parte dalla mobilità che fa di Mestre un centro che è superiore come prospettiva economica, e su questo bisogna discutere seriamente, delle stesse altre città. È superiore a Padova, è superiore ovviamente a Treviso, Belluno e a Vicenza,
e Verona che peraltro si trova in un contesto completamente diverso. Ancora cronaca, singolare arresto dei carabinieri in un ristorante di Rialto. In manetta è finito un cameriere talmente ubriaco che il titolare del locale ha dovuto chiamare le forze dell'ordine. Era talmente ubriaco da costringere il suo datore di lavoro a chiamare i carabinieri e finire in manette. Ad essere arrestato il cameriere di un ristorante nei pressi del Ponte di Rialto, un 48enne di origine tunisina residente a Venezia, peraltro dipendente da diverso tempo del locale, che durante l'orario di lavoro aveva bevuto al punto da diventare molesto e disturbare la clientela. All'arrivo delle forze dell'ordine l'uomo è andato in escandescenza rifiutando di declinare le proprie generalità fino al punto di opporre veemente resistenza nei confronti dei militari. Accompagnato in caserma al fine di evitare ulteriori problemi ai gestori del locale, il cameriere è stato quindi arrestato per resistenza pubblico ufficiale e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo. Ed un minorenne è stato sorpreso dai carabinieri mentre a scuola durante l'intervallo dalle lezioni spacciava droga ad uno studente. È successo durante un controllo all'Istituto Professionale Costantino a Mirano, durante il quale sono state trovate in diverse aule alcune dosi di marijuana e di hashish. Tutti i ragazzi coinvolti sono stati segnalati alle autorità. Spinea, una 36enne, è stata denunciata dopo essere stata trovata in un bar di via Roma con piccole dosi di marijuana, cocaina ed eroina. Ci fermiamo ora per la pubblicità. Linea alle regie, subito dopo parleremo di prevenzione, di salute e prevenzione. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Parliamo ora di salute e prevenzione con il tour al via che prevede incontri dedicati appunto alla prevenzione sia in terraferma che in centro storico. Sentiamo. Prevenire è meglio che curare, si sa, ma in questo caso è un modo per creare una coscienza collettiva su quelle che sono le patologie più comuni tra la popolazione. Questo è lo scopo del tour della prevenzione messo in campo dal Comune. L'idea di un incontro fatto da dottori che parlino però un linguaggio comune per farsi capire su dei temi che sono abbastanza generali, il tema della tiroide, dello stomaco, del mal di schiena, è fondamentalmente molto importante e quindi metteremo a disposizione per 6 appuntamenti in tutte le aree della città, quindi sia il centro storico che la parte di terraferma, delle occasioni di confronto, di informazione e di approfondimento su alcune patologie. Non si tratta solo di salute, ma anche di costi. Dati alla mano, infatti, si denota che il nostro paese invecchia male, con aspetti negativi. Che in realtà, se li guardiamo dal punto di vista anche dei costi sociali, sono correlati proprio al miglioramento all'allungamento della vita media. Questo comporta l'incremento di malattie degenerative croniche o di malattie oncologiche proprio legate all'invecchiamento della popolazione. Quindi noi promuoviamo in particolare e in maniera trasversale tutti quegli stili di vita di corretta alimentazione, di movimento e di attività fisica e di rispetto del bioritmo che tendano a mitigare gli effetti di questo invecchiamento sulla popolazione. Il prossimo incontro, sempre gratuito, sarà venerdì presso la Scuola dei Battuti, ma anche il mese di ottobre ha dato ottimi frutti con una grande risposta da parte della cittadinanza. C'è stata una grande partecipazione da parte di tutta la città e di tantissime realtà del territorio, anche di volontariato. E il segno distintivo dell'Ottobre Rosa è stato non solo quello di ricordare a tutta la cittadinanza che la prevenzione in alcuni casi è vita, ma anche l'importanza della prevenzione per gli uomini che sono anche più restii rispetto magari a una visita di controllo. Abbiamo cercato di estendere questo messaggio a tutti. Il Vaporetto Rosa anche quest'anno è stato molto partecipato in tutte le tappe che si sono svolte appunto in tutto il territorio. Tantissime donne hanno richiesto di effettuare la visita senologica a bordo del Vaporetto e noi ci auguriamo che possiamo replicare questa bellissima iniziativa e con questo grande messaggio della prevenzione anche nei prossimi anni.
Ed abbiamo un aggiornamento di cronaca, purtroppo quella di oggi è una giornata davvero drammatica sulle strade del Veneziano, oltre all'incidente mortale del quale vi abbiamo riferito in apertura di telegiornale. A Mira, costato la vita ad un ciclista di 45 anni, c'è stato un altro tragico schianto nel tardo pomeriggio a Pradipozzo, all'incrocio tra via Fornace e Monte d'Alvera, lungo la provinciale 53, per un incidente frontale tra due auto. C'è un bilancio pesantissimo, un anziano deceduto, altre 2 persone ferite. Le squadre dei pompieri sono arrivate da Portogruaro e hanno messo in sicurezza i mezzi. Nell'auto rovesciata c'erano 2 anziani. Purtroppo, nonostante i soccorsi del personale medico del 118, si è dovuto dichiarare la morte per un 86enne della frazione di Summaga di Portogruaro. L'altro occupante dell'auto, un 86enne, è stato portato in ospedale a Portogruaro, come anche l'autista dell'altra vettura coinvolta nello schianto, un ragazzo di 24 anni. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente per ricostruire la dinamica della tragedia. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono in questi minuti proprio in fase di ultimazione. Andiamo ora a Mestre per vedere in azione una cameriera robot. È in un ristorante cinese e serve ai tavoli. Vediamo. Ciao, ecco il vostro ordine, buon appetito. Dopo aver preso i piatti, toccami la mano e proseguo a lavorare. Grazie. Non siamo nel futuro, questa è la realtà. In un ristorante giapponese di Mestre è arrivato un vero e proprio, anzi una vera e propria cameriera robot. Eccola qui. Si chiama Putin. È molto educata e servizievole e da pochi giorni è la nuova assunta in questo ristorante in Calle del Sale. È una femmina. Si parlano direttamente lingua cinese. Italiano sa parlare qualcosa ma non sono ancora tanto, quindi sa solo a parlare. Ciao, ecco il vostro ordine, buon appetito e grazie. Putin specifica, la titolare non è stata presa per sostituire le persone che nel locale in effetti non mancano. Sostituisce alla persona, questo è impossibile perché macchinetta è sempre macchinetta, non sono ancora tanto migliore. Quindi poi ci sono tanto clienti non piacciono a servire con le puttino perché piacciono personale naturale presente, perché personale corre più veloce. Quanto abbiamo pieno di gente sicuramente deve essere corri come matti. Come pensano anche molti dei clienti presenti. Può essere un valido aiuto con dei colleghi umani sempre, per questioni che non tutto quanto è possibile sempre calcolare, quindi ci sono molte variabili, però può essere un ottimo aiuto. Metà e metà, cioè noi umani siamo unici, quindi secondo me no, cioè il nostro cervello a volte obbedisce anche a quello che noi ordiniamo, quindi secondo me no. Non ci potranno sostituire perché siamo molto più fantasiosi e liberi noi altri. Loro sono programmati, per quanto la programmazione possa essere varia, ma siamo sempre noi al comando. Per ora siamo noi. È sempre una novità, non si sa mai nella vita, cioè conviene tutto, dai. In realtà il robot è stato preso con uno scopo specifico. Abbiamo pensato di prendere il budino per portare la torta in qualcuno che fanno compleanno, lo portiamo in torta direttamente in tavolo, così fai cantare canzoni di compleanno. Dalla politica alla ristorazione, la nuova vita dell'ex assessore regionale lapolesana Isi Coppola. Vediamo. Da assessore a ristoratrice, la nuova vita di Isi Coppola. Una nuova vita, una grande passione sicuramente, sempre avuta. Dalla politica alla ristorazione il passo è stato breve e così l'ex assessore regionale del Carroccio, Maria Luisa Isi Coppola, ha deciso di vestire i panni di maître del suo ittiturismo lungo il delta del Po, riscoprendosi imprenditrice di se stessa, continuando a coltivare e nutrire le passioni di sempre. Faccio una trasmissione della nostra Radio Libera locale
e appunto di cucina, quindi ho sempre comunque cucinato, ho sempre amato la cucina e ho sempre amato ricevere, quindi questo l'ho trasferito in un locale insieme a dei carissimi amici con cui abbiamo aperto. Passione questa per la ristorazione che l'ha portata pure sul podio, facendole vincere la medaglia d'argento in un noto reality, portando avanti soltanto il Made in Veneto. Assolutamente, grazie proprio tra l'altro anche a una legge regionale, una legge proprio sugli ittiturismi, che ricordo ho seguito anche personalmente. Nella sua cucina soltanto i prodotti del Delta del Po e dell'Alto Adriatico, zona italiana. Un ambito molto ristretto, però devo dire anche che è uno degli ambiti dove insomma la pesca può dire tante cose. La sua ricetta per i piatti delle grandi occasioni Made in Veneto, o è il caso di dire Made in Polesine, con il riso carnaroli, le ostriche rosa e il distillato ricavato dal ginepro verde di Caleri. Ristoratrice chilometro zero, è il caso di dire. Ah sì, proprio a miglio zero. Ed era questo l'ultimo servizio, vi ricordo subito dopo i TG torna come ogni sera 20:10 l'approfondimento quotidiano, questa sera ospiti in studio il deputato di Forza Italia Raffaele Baratto e Niccolò Rocco, consigliere comunale del Partito Democratico a Treviso. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi come sempre. In chiusura uno sguardo al meteo, arrivederci. Benvenuti al meteo. Tempo molto instabile sul nostro territorio, l'autunno entra dunque nel vivo, ci attende un'altra giornata in compagnia della pioggia. Vediamo il dettaglio di venerdì 8 novembre. Sul Veneto maltempo intenso con rovesci e temporali per tutta la giornata. Attenzione perché i fenomeni potranno risultare anche forti. Neve sulle Alpi dai 1000 metri di quota. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 9 e 13 gradi, valori massimi tra gli 11 e i 17 gradi circa. E sarà instabile anche sul Friuli Venezia Giulia con precipitazioni temporalesche diffuse, vedete, e non si escludono anche locali nubifragi, attenzione. Temperature minime tra 10 e 14 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 12 e i 18 gradi. Situazione sostanzialmente identica anche sul Trentino Alto Adige con piogge dappertutto anche di forte intensità. Quota neve in calo fino a 1000-1200 metri sul Trentino. Temperature minime sui 6 gradi, massime intorno agli 8 gradi. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.